Lunedì 7 febbraio, Vera Vigevani Jarak, una vita vissuta ad affrontare le tragedie del Novecento, rifugiata in Argentina, sopravvissuta al genocidio razziale, militante fra le madri di Plaza de Mayo dopo l'uccisione della figlia Franca, continua a portare la sua testimonianza nel mondo. Dalle 9:50 incontrerà online gli studenti e le studentesse delle scuole superiori del Tigullio con il coordinamento dell'Istituto Natta di Sestri Levante e dell'Ufficio Scuola della Diocesi. In occasione della giornata mondiale contro bullismo e cyberbullismo, alle 10 davanti alla scuola media Dognocchi di Lavagna, inaugurazione della Panchina Gialla, un progetto patrocinato da Ministero dell'Interno e ANCI. Alle 10:30 nell'Auditorium Campodonico interventi dell'educatore Fulvio di Sigismondo, dell'educatrice Caterina Griffo e della psicologa Cristina Griffo. Alle 11:30 a Santa Margherita Ligure, Villa Durazzo, l'amministrazione comunale e Teatro Ipotesi presentano Casa del Pensiero, 4 seminari rivolti a studenti delle università. Fra gli eventi organizzati per il giorno della memoria, alle 15:30 all'Istituto Ligure per la storia della resistenza e dell'età contemporanea, in via del Seminario a Genova, proiezione del filmato Kinderblock 66, Return to Bonkenwald, con gli interventi del presidente dell'istituto Giacomo Ronzitti, della presidente dell'Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti Miriam Kraus e di Alessandro Clavarino dell'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria. Operare nel sociale, un incontro per conoscere teorie, modelli ed esperienze in atto con Lucia Bianco, Luca Borzani, Franco Floris, Valentina Giovin, Marco Montoli e Federica Scibetta. L'appuntamento è alle 17:30 nell'area archeologica dei Giardini Luzzati a Genova.